Una decisione, una scelta che riduca l'orario di lavoro per tutti e che permettesse a tutti i lavoratori di rimanere e avere un reddito. Sembra quasi uno slogan degli autunni caldi degli anni 70, la controproposta di sindacati alla dirigenza dell'Electrolux per Susegana, ovvero lavorare meno ma lavorare tutti. Del resto la situazione attuale, ma soprattutto la previsione dei mercati legati ai frigoriferi seppur di alta gamma, non è per niente rosea. C'è stato un calo di vendite e con il calo di vendite l'azienda sta riequilibrando gli organici. Si ipotizza un calo di produzione dagli 860.000 pezzi di quest'anno ai 780.000 per il 2023. C'è un calo di vendite intorno al 10-12, forse qualcosa in più per cento, 70-80 mila frigoriferi in meno da fare rispetto alle migliori previsioni. È previsto che l'anno prossimo vada anche un po' peggio e quindi non si fidano di tenere gli organici come c'è in questo momento. Al momento il 7 dicembre non saranno rinnovati 70 contratti a termine, mentre alla fine dell'anno non sarà rinnovato il contratto per altri 40 lavoratori. Uscite che continueranno anche per il 2023 con una riduzione di circa 200 unità sulle 1500 attualmente occupate, di queste almeno 40 a tempo indeterminato. Inoltre è previsto un pacchetto di almeno 6 giorni di cassa integrazione entro la fine dell'anno, una situazione che dopo l'incontro di ieri sera sarà ridiscussa a Milano. Faremo tutto il possibile, sicuramente faremo le necessarie iniziative se dovessero esserci dei licenziamenti drastici. Quello che a noi preoccupa e che non sappiamo bene come affrontare è la questione dei contratti a termine, perché sono lavoratori anche questi, anzi sono i lavoratori che hanno più bisogno di lavorare e forse la riduzione dell'orario per tutti, salvaguardando il salario, potrebbe essere una strada da iniziare a prendere in considerazione.